febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, istituito per non dimenticare i massacri delle foibe e dei campi di prigionia jugoslavi e l'esodo giuliano-dalmata. Dalla Venezia Giulia, dall'Istria, dal Quarnaro e dalla Dalmazia, dal 1945 in poi, si spostarono, più o meno forzatamente, più di 250.000 profughi di lingua italiana. I territori da cui fuggivano erano stati del Regno d'Italia fino a tutta la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e poi, già alla fine della guerra, occupati dall'esercito popolare della Jugoslavia guidato da Tito, infine definitivamente annessi alla Jugoslavia. Per questa ricorrenza la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta ha preparato una ricca bibliografia. Comprende 2 tematiche in specifico: la storia del periodo, di questo buio periodo, e poi invece una parte legata alla memorialistica. Per quanto riguarda la storia, abbiamo punti di vista diversi, di autori sia italiani che sloveni, per cui c'è la possibilità di farsi un'idea propria riguardo questo buio periodo ancora molto discusso. Per quanto riguarda la memorialistica, abbiamo racconti invece di persone che hanno vissuto l'esodo, che hanno vissuto le foibe, sopravvissuti alle foibe, e sono uomini che appunto morirono, uomini e donne che morirono in queste depressioni carsiche, appunto le foibe, che venivano utilizzate come fossi comuni dai titini. La biblioteca in questo periodo non è aperta al pubblico, però questi libri li potete assolutamente prenotare o per telefono o via mail o ancora meglio attraverso il nostro catalogo Explora. La scelta è vasta e potete tranquillamente poi passare a prenderli qui da noi. Vi ricordo che oltre alla bibliografia cartacea, cioè di questi libri di cui vi ho parlato, abbiamo anche una bibliografia online, la bibliografia di BiblioWeb, preparata apposta per voi. C'è molto materiale, sia librario, quindi ebooks, che di altro tipo. Vi ricordo, se siete interessati, di iscrivervi al nostro canale YouTube, in cui faremo nuove presentazioni, altre conferenze nei prossimi mesi. Se volete, cliccate sulla campanella, così riceverete le notifiche delle nostre prossime pubblicazioni.